Alberto, è un'inquadratura splendida quella che hai. Chissà cosa dirà tua moglie, perché hai due miss alle spalle in primo piano. È da fotografia, veramente. Complimenti ad Elisabetta che ci ha portato le due ragazze che si chiamano Filomena e Serena. E Serena. Sì. Scusa, Gigi, si può fare scambio? Cioè, mettiamo loro due davanti e Castellani del Rio. Ciao, sono Cessola. Ciao. Oh, è venuto a trovarci anche il Sessola. Sì, ciao, sono Cessola. Ascolta, ma sì, su Facebook? Sì. Sì. Come si fa? Chi sa, mi piace. Come si fa? Ma quanti amici hai tu? 66. Sono sempre fermo lì. Perché uno le schissa, dopo il cava, schissa e cava. E sono sempre? 66. Allora, tra poco... Terrei d'occhio anche le Spezia, però, lo Spezia, che mi sembra particolarmente in forma in questa Spezia, Sassuolo, il Varese, il Grosseto. Tutte le squadre con le S, vedi? Lo mettiamo in difficoltà. Lui è appassionato. Giulia, di solito noi in questa fase della trasmissione diamo anche voce al nostro pubblico, ai tifosi, perché tante volte da loro nasce anche lo spunto di discussione. Qualche volta nasce anche un amore, qualche volta nasce anche i buttini. C'è qualcun altro? Sessola? Sì, no, allora io non sono d'accordo col Grisoli, con Castellani. Non sono d'accordo con lui, non sono d'accordo con Matteo, sono solo d'accordo con la gallina.